Buona a tutti, visti TV, te nuova de oie, di doi chi del suo mese di agosto 2026, il modereto come si presenta a Sadie, gli arresti videnne, vizi, oie beste, quello che ho costato di nuvole, non metta forti, insomma, come pesantesa, cioè su biaitino de su che lo si regalo e quindi poi la morabilità non era sul caravallo, direte tempo gioie si presenta. Andiamo diretto, tanto alla baitare, ecco qua, infatti il gainare tappa, messo il coculato, viene la salduosa, poi gli scappa perché tutti le abba da essa stresse, a sa schimbe e torna poi messo il coculato e a zero, cioè verso la 7, la rota del zero, oh, sono le prene con questo adesso tutto. 33 gradi temperatura massima, 23 gradi la minima. E dimostra Iovia, Iovia ha che lo aperto e quindi sono le prene nella sauna, poi a due cominciate a popolare e cominciate a provare le vine a sassese de zero. Bene, 33 gradi temperatura massima, 23 gradi temperatura minima, che a oggi è tutto. No, a nuova daterotipo e quindi colamo direttamente a sul giornale, se però mi manca come pagina, non ho proprio preso poco motivo, ma raccomando, male atto si vittorata, un attimetto che anche la sentiamo, se non mi sono arrivata, ecco qua, me la spieghiamo dai no, che la sentiamo in diretta, una e due, ecco qua, andiamolo, ecco, inviata, quindi ora arrestire, tocca anche uscire dai no, un attimetto, ecco qua, ecco la prima pagina, c'è turbolenza sugli aeroporti, chiaramente l'internet non di carattere temporale ma di carattere politico, fusione al palo, cioè fusione degli aeroporti che sa in questa F2I, la PAIS della Lega si faccia una rete sarda come indica il MIT e invece no, che fa che una rete di imbroglio ed è affare. La brusca frenata della giunta regionale sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari-Elmas tiene al palo la fusione con Olbia e Alghero. Michele Pais della Lega rilancia la soluzione e nel piano nazionale del Ministero si proceda con una rete sarda senza fusione. Il taglio della tassa d'imbarco in bassa stagione potrebbe portare 235.000 passeggeri in più, pari al 9,2%. Il pasticcio degli staff, la giunta ritira l'aumento del 10%, cioè se scaldo dei stalla che io chiedo già in che neanche in un tubo, e poi Tode si ha caricato uno trabello, fino si prude de Solina, da canto pare la giunta Tode voleva aumentare gli stipendi degli staff e degli assessorati. Poi ha cambiato idea. L'emendamento che incrementa del 10% le indennità è stato ritirato dopo il pressing in aula di tutta l'opposizione. Oggi il voto sulla manovra, cioè praticamente è scusto su preio dessa funzione a cana, cioè questo intermediario del suo disastro. Salute, dopo il caso Santissima Trinità, sui punti nascita serve una strategia regionale. In effetti questo è un problema veramente serio. Dopo l'annuncio della chiusura e poi della riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità, medici e sindacati avvertono quel che manca in realtà è la programmazione. Bisogna mettere in campo una strategia regionale, non bastano le soluzioni tampone. Gravi difficoltà si registrano anche a Nuoro e a Olbia e alla Nusei, dove il sindaco chiede perché il punto nascita dell'Ogliastra è chiuso da 5 anni, narami tu,
dallo Selvidenne. San Vero Milisi, 4 nudi in spiaggia, multe per 13.000 euro. Cagliari, bloccata una banda per i furti nelle case. 10° Mannu, Ascot, per 5 comuni, ecco un ambulatorio. Dorgali muore a 88 anni, tradito dal trattore. Vivimos a Nuova Sardegna, plastica caccia ai depositi, ma è piena emergenza. La gestione rifiuti, l'assessora Laconi, è una corsa contro il tempo. In effetti questo è un problema veramente serio. Si aprono nuovi depositi per accogliere le tonnellate di plastica in carico ai comuni. Oggi via libera agli spazi a Macchiareddu e a Olbia, ma è una corsa contro il tempo. L'emergenza è scoppiata, le soluzioni tampone serviranno per andare avanti per qualche giorno, ma, dice l'assessore Laconi, è fondamentale che i rifiuti lasciano l'isola. Fabrizio De André non l'avrebbe cacciato e Nanne, questo è Dorighezzi, parla delle contestazioni per la presenza di Salvini al concerto di André. In effetti, vabbè, un concerto è un concerto. Andiamo da Innanzi e entriamo a questione del Dorgali, morto schiacciato dal trattore. Dorgali, mobilitato degli soccorso, ma i tentativi di salvare Giovanni Boedo sono stati inutili. Pensionato di 88 anni, ex pasticcere, travolto dal mezzo che si ribalta. I sostatori sono un problema. Poi no, che non abbiamo usato, che non interessa, torniamo da Innanzi. ASL3, Nugolo promuove i suoi risultati. Il San Francesco è più attrattivo. Gli ambulatori specialistici, riferimento anche per le persone di altri territori. Quindi fate arrivare al Malaio di altri territori. ASL3 approva la relazione annuale sulle performance del 2025. Il documento, firmato dal direttore generale Francesco Trotta, rappresenta l'atto ufficiale di rendicontazione con cui l'azienda sanitaria traccia il bilancio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nel piano integrato di attività e organizzazione, offrendo una fotografia trasparente e quantificabile delle attività svolte in un anno caratterizzato dall'adeguamento della governance regionale e dal commissariamento straordinario dell'ente, utile a garantire la continuità dei servizi, cioè secondo noi se resta approvato a Sassola. Pronto soccorso, boom di accessi, se vorrei dare un esempio di Nuvolo, il 67% codici bianchi e verdi, dovuti alla mancanza di medici di base. È chiaro che uno non ha il dottore e è andata sul pronto soccorso. 3.453 accessi, quasi 100 in più al giorno, pari ad un incremento dell'8,92%. È il 67,74% dei 42.164 accessi al pronto soccorso è rappresentato da codici verdi o bianchi, a indicare che una quota consistente riguarda prestazioni non urgenti dovute alla carenza di medici nel territorio. Allora, poi no, che vamos che nos interessa, Galo. 50 nuovi agenti in città, magari di Nuvolo. Va bene, andiamo da Innanzi. Aeroporti stop a 30 milioni, ai 30 milioni, fa saltare la firma tra Regione ed F2I. PAIS deve essere ganata, si faccia una rete sarda seguendo le indicazioni del Ministero. Niente accordi vincolanti con il fondo di Liganzia dopo la frenata della Giunta. Scusami qua. Non è stata una pietra tombale, non c'è alcun de profundis, almeno per ora, sulla fusione degli aeroporti sardi, una privatizzazione abbracciata convintamente dall'asse PD M5 Stelle. Ma quell'emendamento
della stessa giunta, che tra l'altro ieri ha frenato lo stanziamento di 30 milioni per fare arrivare la regione al 9,25% nella futura holding della gestione unica, manda all'aria la firma degli accordi vincolanti con F2I Liganzia e la Camera di Commercio di Cagliari. Oristano, gestore dello scalo Mameli del capoluogo, l'unico rimasto nell'isola in mano pubblica, è destinato a finire sotto controllo del fondo F2I. Questo secondo i piani di Todd e alleati, contestati anche dall'ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Bene, 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 ne si può come col 9,25% non si incide nelle scelte. Questa è l'intervista a Giuseppe La Sala, professore di finanza pubblica. In un'isola le porte di accesso e di uscita devono rimanere realmente aperte, efficienti e governate secondo logiche che tengano conto dell'interesse collettivo. Trasferire il controllo del sistema aeroportuale a soggetti esterni rischia di incidere negativamente sulla capacità della Sardegna di orientare la propria politica dei trasporti, strumento essenziale di politica economica e sociale. Giuseppe La Sala, professore di finanza pubblica all'Università di Cagliari, può essere iscritto al partito dei contrari alla privatizzazione degli aeroporti sardi con il fondo privato F2I Liganzia assopiglia tutti. Cioè, praticamente è una cosa incredibile, che proprio lo spartito che sono contro la privatizzazione privatizzano. Sempre meno figli in Sardegna, nascite in calo del 12% in un anno, solo 0,85 bimbi per ogni donna, maglia nera in Italia come in Corea del Sud. Dai bonus bebè alle botteghe gratuite, la battaglia dei paesi per restare vivi. La regione e i comuni corrono ai ripari, mentre il governo stanzia le briciole. Senza nascite non c'è futuro e in Sardegna il futuro scivola via al ritmo di 0,85 figli per donna, il dato più basso d'Italia. A complicare il quadro c'è l'inerzia di uno Stato che non garantisce ancora misure strutturali alla famiglia, lasciando la regione e i sindaci dell'isola a combattere quasi in solitudine contro lo spopolamento, con bonus e interventi d'emergenza. Per arginare questa emorragia demografica, la regione ha cercato di fare scudo. Dal 2022 ha messo in campo l'assegno di natalità, una misura pensata inizialmente per i paesi fino a 3.000 residenti, ma estesa nel 2024 anche a quelli sotto la soglia dei 5.000 anime. Il meccanismo è semplice e soprattutto non fa discriminazioni di censo. Il contributo scatta indipendentemente dal reddito familiare. Ogni nucleo riceve dal proprio comune, che fa da tramite per i fondi regionali, 600 euro al mese per il primo figlio, nato, adottato o in affido, e 400 euro per i successivi, un vero e proprio paracadute finanziario che accompagna i genitori fino al compimento del quinto anno d'età del bambino. Ma le culle per riempirsi hanno bisogno anche di un tessuto economico vivo. Per questo la Regione in passato ha finanziato chi sceglieva i piccoli comuni per fare impresa, 15.000 euro per aprire o trasferire un'attività, bonus che saliva a 20.000 euro se si generava nuova occupazione. In prima linea in questa trincea ci sono i sindaci, costretti a tentare l'impossibile per attrarre nuovi cittadini. L'apripista è stato Ololai, con le sue celebri case ad €1, immobili ceduti a patto di ristrutturarli, un'idea che ha conquistato parecchi stranieri ed è stata subito replicata in centri come Bonnanara, Romana e Nulvi. Altre amministrazioni puntano invece alla sopravvivenza dei servizi essenziali, vero tallone d'Achille delle zone interne. A Cheremole il comune cerca disperatamente qualcuno che apra
alimentari, mettendo sul piatto locali gratis e zero tasse per 3 anni. A Voluta ha preso forma il progetto Bottega Comune. L'amministrazione cede gratuitamente ad un privato uno spazio municipale autosufficiente a livello energetico con l'obiettivo di concentrare sotto un unico tetto generi alimentari, parafarmacia e servizi postali. È una resistenza quotidiana combattuta paese per paese. Oppure per quanto coraggioso e necessario, questo sforzo titanico di sindaci e amministratori regionali rischia di non bastare di fronte all'inerzia nazionale di assegni mensili e le botteghe a zero tasse da soli non possono invertire la tendenza. Più tutele per il gelato artigianale sardo, la proposta per un riconoscimento che lo distingua da quello industriale. Vabbè, dai. Nell'isola il settore vale 37 milioni, ogni famiglia spende in media 50 euro. Regione a disposizione 28 milioni. Agricoltura, un bando per aiutare i giovani. Bando per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. È finanziato nell'ambito del CSR, Complemento regionale per lo sviluppo rurale, Sardegna 2023-27, e la dotazione in questa prima fase è di 28 milioni e 840 mila euro, ma sono previste anche nuove risorse. Lo ha pubblicato l'assessore regionale dell'agricoltura. Il ricambio generazionale è una delle priorità, spiega l'assessore dell'agricoltura Francesco Angus. Vogliamo mettere i giovani nelle condizioni di avviare e far crescere la propria impresa, creando lavoro e reddito. Per questo ai 28,8 milioni di euro già disponibili aggiungeremo nuove risorse. Ecco, chi lo potete fare, il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta alla guida di un'azienda agricola in Sardegna. È previsto un premio di 40.000 euro per l'avvio dell'attività. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre 2026. Una bella iniziativa. Il taglio della tassa d'imbarco allunga la stagione turistica, se usai danni aereo. La copertura pubblica del balzello viene garantita per mesi invernali e per 3 anni. Prime stime dopo l'ok bipartisan in aula, 77 milioni in più per l'economia. Nei cieli UE 35.000 voli al giorno in Europa, ma 3 su 10 sono in ritardo. Il prezzo del biglietto è calato. Stipendi più alti per gli staff. La giunta fa marcia indietro. Una vergogna, ritirate la proposta. M5 Stelle, non prendiamo lezioni. E va bene, manco questa lezione l'imparate. Salta il piano di aumenti da 500.000, polemica in aula. Tra un po' sarà più conveniente candidarsi a fare il capo di gabinetto che il consigliere regionale. Conveniente economicamente, ha scherzato ieri in aula Franco Mula di Fratelli d'Italia, considerato l'emendamento presentato dalla Giunta per l'aumento del 10% delle indennità degli staff degli assessori. Un ripristino in realtà, perché il correttivo in questione, ha fatto notare il relatore di minoranza della manovra, Fausto Piga, prevedeva l'abrogazione di un comma di una legge del 2012 che aveva tagliato le stesse indennità per esigenze di spending review. Come dico, prima che l'hanno tagliata è come le polemiche per questa proposta portata e poi ritirata dalla Giunta hanno monopolizzato la discussione dell'articolo 9 sul personale. Proposta inaccettabile. Ma come ha fatto notare il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Tuzzo, non fate scorrere le graduatorie, ma incrementate le risorse per gli uffici di gabinetto. Ritiratelo, è una vergogna. E Gianni Chess di Fratelli d'Italia, vi sembra normale che un capo di gabinetto guadagni più di un componente di questa assemblea?
fatte le battaglie sul comparto unico e portate avanti provvedimenti del genere. Non è l'unico emendamento ad alimentare il contrasto. C'è quello di Piga sull'abolizione della legge poltronificio varata nella scorsa legislatura e così ribattezzata da chi allora si trovava all'opposizione. Però la legge poltronificio Bergali. Caro carburante, arrivano 50 milioni. La crisi ha teso l'ok agli aiuti per autotrasportatori e aziende agricole. Manovra 20 milioni al comparto unico, staff degli assessori, niente aumenti. Dorighezzi, Salvini all'agnata, Fabrizio non l'avrebbe mandato via e stabile. La moglie di De André parla delle contestazioni durante il concerto. Non si può cacciare qualcuno perché la pensa diversamente. Vabbè, che poi questo io sono d'accordo che Dorighezzi. Io ho difeso un principio, ho detto che non si caccia qualcuno da un concerto perché ha idee diverse dalle nostre. Si può discutere, si può contestare, si può, si dice, criticare anche duramente, ma non credo che la risposta sia nell'allontanamento. A 80 anni Dorighezzi conserva una bellezza luminosa fatta più di presenza che di apparenza, una voce ferma, lo sguardo ancora acceso di passione, la grazia di chi ha attraversato molta vita senza farsi indurire. Allora, Colombo Ginocchio una Sardegna da salvare con più regole e divieti. Liccia Colò, multe indimenticabili a chi non rispetta il mare. Va succedendo del tutto. Le propone un auto, le persone che ci arrivano con l'intelligenza o perché obbligate. Vedi Liccia Colò, pensi ai suoi viaggi, alla scoperta degli ecosistemi d'Italia e del mondo, ai paesaggi da tutelare. Il sottotitolo del suo ultimo libro, del suo programma TV, Eden, è proprio un pianeta da salvare. Cominciamo dalle piccole cose. C'è intanto una Sardegna da salvare, a giudicare dalle ultime immagini di coste prese d'assalto dalle solite segnalazioni di comportamenti incivili nelle spiagge. E no che veste la sindaca di Stintino, chiata drastica, perfettamente drastica, segna posto strategici, buttate via tutto. La sindaca di Stintino dopo l'ultimo episodio nella spiaggia del Gabbiano. Ad agosto l'estate caffona torna prepotentemente anche a Stintino, a 2 passi dalla celebratissima Pelosa nella spiaggia del Gabbiano, più precisamente nel tratto dell'approdo che del Gabbiano, buona parte privata, ne rappresenta la parte pubblica fruibile a tutti. È proprio in questo angolo della caletta che i soliti furbetti, quatti di notte lasciano in spiaggia ombrelloni e sdraio, occupano porzioni di arenile strategici per presentarsi tranquillamente come se niente fosse a metà mattinata e usufruire degli spazi indebitamente invasi qualche ora prima. Compostamente è stata contestato dai presenti senza però alcuna reazione da parte dei colpevoli e che la sindaca Rita Vallebella condanna pesantemente. Chi trova la spiaggia occupata butti pure via ombrelloni, asciugamani e sedie. Nei giorni scorsi una coppia di anziani e 4 giovani, rivelano diversi testimoni, si sono distinti in queste gesta e hanno pensato bene di sistemare nelle ore piccole alla spiaggia, nelle ore piccole, 6 sdraio, 4 ombrelloni e una sacca, sempre nel medesimo punto, è come se fosse il cortile di casa. Oh, yeah, yeah. Continua l'assalto all'arcipelago e l'estate dei caffoni, gommoni e yacht all'ancora tra l'isola e Caprera,
è quella di giardinelli, nel parco vacanzieri senza regole nel periodo più affollato della stagione. Ombrelloni all'alba, la spiaggia dei furbi. Golf Aranci, la sdraio usata come bandierina per privatizzare l'arenile. Alle 7 del mattino la spiaggia è già piena, pochissima gente, ombrelloni, parecchi, piantati nella sabbia come bandiere di conquista. Un sdraio qui, due sedie là, il telo teso a presidiare il confine. Noi tutti a casa, perché il mare può aspettare, il posto no. È l'ultima frontiera dell'estate caffona, la spiaggia libera trasformata in proprietà privata a tempo determinato. Oh, yeah, yeah. Pecorino Romano, 3 borse di studi per futuri manager. Il consorzio sostiene il percorso universitario per la formazione dei futuri manager. Andiamo ad Nantes, allora non chiamiamolo missili, il conflitto Kiev, missili nordcoreani su Zaporizhzhia. Quanto pare Putin è detto che a aiutare. Adesso, nordcoreano, il presidente Zelensky ha accusato la Russia di aver impiegato missili balistici nordcoreani per bombardare la città di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, con un bilancio di 6 morti e 19 feriti. Altri 3 uccisi e 5 feriti sono segnalati dall'amministrazione militare locale in attacchi russi con droni e artiglieria su 5 distretti della regione orientale di Dniprovskyi. Il presidente ucraino ha affermato che quello su Zaporizhzhia è stato un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno. E per questo, ha aggiunto, i russi hanno impiegato missili ipersonici Zircon, bombe aeree guidate appunto vettori nordcoreani. Oh, yeah, yeah. Ceuta, nuovo attacco di Madrid a Roma. Vabbè, no, che questa è una cosa polemica del bassa macelleria. Trump, fuga da Ankara, nascosto nel container del catering. Volo segreto, dopo il summit NATO, credibili minacce di morte dell'Iran. L'ondata di caldo più lunga dell'estate. L'AFA potrebbe durare fino al 17 agosto, 20 giorni di fila con 7-8 gradi sopra la media. L'evento oggi l'eclissi di sole, regina degli streaming, da YouTube a Netflix. Andiamo da Nantes, sull'ultima pagina. Colombia si scava tra le macerie, poverito. E intanto adesso Venezuela non se ne da più, prima era stata una chita prena sul giornale e poi poverito, in quel punto sono sparito. Adesso il giornale noi schiamo, itese facenne, itese soffrine, povero sterremotato. Al momento i morti sono 250, centinaia i feriti, ma 4.000 persone sono ancora disperse. Una chita di sei custe che poi spari, adesso il giornale. Estratti vivi, mamma e neonato. Ore di angoscia per i pazienti dell'ospedale di Caili. Che con questo terminamos il tenore di oggi e non damos l'appuntamento torna a casa a stamattina. Allora pare che non va per nessun commento.